Bentrovati ai telespettatori di Tele Sardegna. Oggi parliamo di un settore che sta cercando di capire come si deve comportare, visto che ancora non ha certezze su tutti i protocolli da seguire. È il settore del turismo termale e abbiamo in videocollegamento da Sardara il dottor Gianni Corona. Buongiorno, dottor Corona. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Grazie mille, lei è socio imprenditore di Sardegna Termale, proprio di Sardara e diciamo che in questo periodo siete alle prese con dubbi e incertezze perché il DPCM del 20, insomma, ha decretato l'apertura delle piscine per lunedì scorso, però non fa menzione degli stabilimenti termali, quindi insomma voi siete un po' nell'incertezza, ma la situazione ce la riassume in breve com'è veramente? Sì, diciamo che noi siamo un albergo termale che sconta tutte le difficoltà che il settore del turismo in generale sta affrontando. Nel nostro caso c'è appunto questa ulteriore, chiamiamola incertezza, legata al fatto che il termine turismo termale non è contemplato da nessun decreto e quindi per analogia facciamo riferimento al decreto in cui si parla, nel nostro caso per esempio, di piscine, pur trattandosi di piscine termali, quindi una caratteristica particolare rispetto alle altre piscine, oggi noi ci troviamo nella condizione di poter comunque aprire l'albergo perché l'albergo può essere aperto al pubblico. C'è però una difficoltà insita in questo che è legato al fatto che per regolamento, per decreto, le piscine devono garantire un distanziamento sociale in base al quale all'interno delle piscine possono starci una persona ogni 7 metri quadri. Questo significa per noi, per il nostro albergo che ha per esempio una capacità produttiva, una capienza di circa 180-190 persone, che utilizzando le due piscine termali che pure noi abbiamo, perché ne abbiamo una all'aperto e una al chiuso, potremmo ospitare al massimo 60 persone. Lei capisce che dovendo aprire l'albergo e facendoci carico di tutti i costi, evidentemente i conti non possono tornare. Quindi questo è il primo, diciamo, il principale elemento di criticità col quale noi ci stiamo confrontando. Quindi le valutazioni che stiamo facendo sono di natura economica, di convenienza per tutti, per gli imprenditori, ma anche per il personale. Il personale oggi noi ce lo abbiamo in cassa integrazione, a parte il personale della manutenzione e dell'amministrazione che continuano a lavorare regolarmente perché comunque dobbiamo dare risposte ai clienti che pure chiamano e ne approfittiamo per fare anche delle manutenzioni perché l'albergo non può essere abbandonato, ma l'altro personale che si trova in cassa integrazione noi non possiamo pensare di aprire con un terzo della capacità produttiva e dover essere costretti a licenziare metà del personale. Questo non sarebbe corretto, non è giusto, non è una cosa che noi intendiamo fare, quindi siamo in attesa che dal punto di vista almeno sanitario venga chiarito se per le piscine termali valgono le stesse regole per le altre piscine. Ecco, infatti, una domanda che le vorrei fare è proprio questa. C'è comunque una differenza tra le piscine normali e le piscine termali? Del resto sono acque particolari, con proprietà particolari, quindi comunque si usano e si usano anche per guarire determinate o per alleviare determinati sintomi. Per cui com'è che insomma, intendete muovervi? Volete sfruttare questo fatto, cioè che comunque l'acqua termale non è l'acqua della piscina che si usa per fare sport. Certo, intanto l'acqua termale è acqua calda, quindi noi abbiamo un'acqua che sgorga a circa 60 gradi, viene portata in piscina alla temperatura corretta 32-33 gradi
e quindi certamente ha caratteristiche completamente diverse dall'acqua delle altre piscine, insomma acqua naturale. Però il problema che noi abbiamo oggi è dal punto di vista sanitario, e cioè ci deve essere qualcuno, questi famosi comitati scientifici, che dovrebbero dire a livello nazionale se l'acqua termale è diversa dalle altre acque e se per esempio si racconta, perché noi riferiamo quello che leggiamo tutti sui giornali, che con il caldo, con l'acqua calda, quando ci dicono di lavarci le mani con l'acqua calda perché questo virus viene diciamo eliminato, ecco nel caso dell'acqua termale paradossalmente che è calda però valgono le stesse regole, dovrebbero valere le stesse regole delle altre piscine. Io questo non so se sia corretto, ce lo dovrà dire la scienza, se questo è possibile distinguerle, però nel frattempo siamo nel limbo. È chiaro che noi aprire l'albergo ci farebbe molto piacere poterlo aprire perché abbiamo molti clienti che ci chiamano perché finalmente possono andare a trascorrere una giornata di relax. Ma è altrettanto evidente che quella deve essere una giornata di relax, non una giornata di tortura, perché lei pensi se in piscina possono entrare 60 persone e magari una di queste si sposta dai suoi 7 metri quadri, capisce che il cliente dopo viene a lamentarsi con l'albergo e con il personale dell'albergo ed è una cosa che noi non possiamo assolutamente pensare che possa accadere. Quindi noi vogliamo aprire in totale sicurezza, vogliamo consentire ai clienti di venire in albergo, di vivere la loro vacanza. I nostri spazi sono spazi molto ampi che consentono il distanziamento anche sociale l'uno dall'altro, ma se c'è il vincolo della piscina, noi non possiamo fare una sorta di elimina code in piscina, perché è chiaro che non posso neanche pretendere che un cliente dopo un quarto d'ora o 20 minuti esca dalla piscina per fare entrare gli altri. Questo spetta a ognuno di noi valutarlo e avere il buon senso, ma in una situazione del genere non si possono creare situazioni di tensione, chiamiamola così. Oltre al fatto che, come dicevo prima, a fronte di un 110% di costi, perché abbiamo costi aggiuntivi per aprire l'albergo in queste condizioni, dovute alla sanificazione, al fatto che ci deve essere più personale, abbiamo persone ridotte a un terzo, quindi il conto economico di nessun albergo può reggere una sfida del genere. Ecco perché siamo in attesa che ci chiariscano, ripeto, dal punto di vista scientifico, se per gli stabilimenti termali valgono regole diverse o possono valere regole diverse. Le faccio però anche un'altra domanda perché lei più di una volta ha menzionato le prenotazioni o comunque le persone che vi chiamano per prenotare da voi. Ecco, com'è la situazione? Cosa le sembra? La gente ha voglia comunque di farsi le vacanze, comunque nonostante il terrore dei contagi o insomma come sappiamo bene. Cosa le sembra la situazione? Perlomeno ovviamente dal vostro punto di vista. La gente ha sicuramente tanta voglia di riprendere la vita normale e quindi di dedicarsi anche dopo il periodo di isolamento ad una breve vacanza. Ci sono molte richieste anche dall'esterno della Sardegna, adesso c'è questa diciamo, questione legata alla Sardegna Covid free che può essere certamente un valore aggiunto, purtroppo mi faccia dire una cosa che c'è molta strumentalizzazione intorno ai fatti della politica perché io per esempio sono assolutamente d'accordo che chi viene in Sardegna deve venire in situazioni di sicurezza, quindi la polemica oggi verte sul fatto se uno debba avere o no il certificato che attesta la sua negatività. Io credo che questo sia corretto, che debba avvenire nell'interesse di tutti, degli imprenditori che hanno una responsabilità oggettiva nel caso in cui si verifichi qualcosa di sanitario, ma sia nei confronti anche degli altri utenti che vogliono poter venire in albergo sapendo che le persone che sono entrate in albergo sono state controllate, sono controllate. Noi siamo attrezzati perché all'arrivo vengano verificati con i parametri della temperatura, quindi si fa un questionario per cui ognuno di noi, applicando la regola del buonsenso, della lealtà e dell'onestà intellettuale, deve dichiarare di non essersi trovato in situazioni che possono in qualche modo creare pericolo.
Però è chiaro che l'immagine della Sardegna, perché anche noi abbiamo un 20-30% di provenienza dall'esterno, l'immagine della Sardegna ne esce rafforzata se finalmente ci consentono di poter dire facciamo il test e poi andiamo in Sardegna. È una cosa assolutamente banale, si sta strumentalizzando dal punto di vista politico con una comunicazione che ha solo una rilevanza politica, e mi dispiace però che anche gli organi di stampa cavalchino questa cosa, e non è corretto, è un danno per la Sardegna, non è un danno per il politico di turno, è un danno per la Sardegna.